Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura i 32 anni dalla strage di Via D'Amelio nel ricordo di chi ha pagato con il sangue per la giustizia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto rendere memoria alle vittime di quella macchia indelebile nel volto dell'Italia, parlando di un giorno di memoria e di impegno per la Repubblica. Passiamo alla cronaca. Un incidente mortale questa mattina è avvenuto nel Nisseno. Un ciclista di 73 anni, Antonio Maier, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto guidata da una ragazza. L'incidente è avvenuto a Sommatino intorno alle 9. L'uomo è morto sul colpo. Rimaniamo in tema di incidenti stradali. Salvatore Dolce, il 77enne di Mazzara del Vallo, vittima di un sinistro l'altro ieri mattina, è deceduto. L'uomo era stato investito sul lungomare da un monopattino elettrico guidato da due giovani minorenni extracomunitari. Tragedia sfiorata a Paternò, nel Catanese. Una bimba di 4 anni è stata gravemente ferita da un pitbull di famiglia all'interno di un appartamento. La zia, allarmata dalle urla della piccola, è intervenuta tempestivamente cercando di allontanare l'animale, rimanendo ferita anche lei. E in chiusura guasti informatici che questa mattina hanno mandato in tilt aeroporti, banchi e sanità. Gravi disagi soprattutto per i viaggiatori, con gran parte dei voli sospesi. Interruzioni di servizio hanno colpito organizzazioni in tutto il mondo a causa di malfunzionamenti della società di sicurezza informatica sul sistema operativo Windows di Microsoft. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.